Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Buon pomeriggio, benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Nella seconda parte quest'oggi sarà nostro ospite Paolo De Gavardo, che è il presidente dell'Associazione Giuliani nel Mondo. Nella prima parte siamo in compagnia della dottoressa Anna Mati, che è la presidente dell'Associazione In Prospettiva, grazie per essere tornata nei nostri studi, ma siamo in compagnia anche della dottoressa Daniela Vidoni, che è il direttore della struttura complessa del neurosviluppo e psicopatologia dell'età evolutiva di Asugi. Grazie per essere venuta nei nostri studi. Noi in questa mezz'oretta che staremo assieme parleremo di un ciclo di conferenze che è organizzato appunto dall'Associazione In Prospettiva. Titolo del ciclo è L'adolescenza tra rischi e opportunità, quindi insomma è un argomento di quelli tosti, per dire la verità, no? Perché sappiamo benissimo che pandemia o non pandemia, l'età adolescenziale è quella che necessita di un'attenzione particolare, insomma. Certo. Intanto però, prima di parlare del ciclo di conferenze, ricordiamo un po' che cos'è In Prospettiva. Allora, l'Associazione In Prospettiva è un'associazione di recente costituzione, abbiamo iniziato a operare nel 2018, poi c'è stata quella pausa abbastanza lunga, no, della pandemia, però ecco, abbiamo lavorato a pieno ritmo, direi. Abbiamo iniziato, come lei forse si ricorderà, con un ciclo di 7 conferenze nel 2018. Noi eravamo ospiti qui da lei frequentemente, lei ci ha dato quella grossa opportunità di farci conoscere, visto il vasto pubblico che segue questa trasmissione. Infatti c'è stato un grosso successo all'epoca, ci siamo occupati all'epoca di tutte le tematiche di cui ci facciamo carico come associazione. Noi operiamo nell'area medica e psicologica, area legale, area economica, abitativa, e poi c'è questa macro area culturale che è come dire coniugata in vari modi, dall'area artistica, storica, tutti, come dire, tutti i generi che convergono in quest'area. Perché tutte queste aree di cui ci occupiamo, questi ambiti? Perché sono tutti gli interessi della vita della persona, della famiglia e della società, perché il nostro obiettivo è molto ampio ed è quello della promozione della qualità della vita e del benessere sociale. Questo ci dà questo obiettivo molto ampio, ci dà la possibilità di spaziare, però diventa anche un vincolo nel momento in cui noi dobbiamo come dire, soddisfare tutte le necessità, le esigenze della cittadinanza. Infatti noi facciamo in genere una programmazione a medio e lungo termine, però una programmazione di massima delle attività, perché poi dobbiamo rivedere nel corso del tempo di riformulare la programmazione integrandola con tutte le tematiche più emergenti. La società è in continua evoluzione, le normative anche, come lei ben sa, cambiano continuamente, e quindi noi dobbiamo rimodulare il nostro programma tenendo conto di queste nuove esigenze. Ad esempio ci siamo fatti carico, ci siamo occupati del bonus 110, ci siamo occupati con un grosso convegno dell'emergenza ambientale, i rischi ambientali, naturali, eccetera, e quindi c'è stato un grosso lavoro con il coinvolgimento di tutte le strutture, tutte le
come dire, i più grossi componenti che si occupano di emergenza. In questo ambito di questo progetto così ampio, chiaramente non potevamo non tener conto di tutte le problematiche emerse successivamente al Covid, alla pandemia, e ci stiamo occupando di quelle fasce di popolazione che hanno avuto come dire, maggiori conseguenze, che sono le fasce più fragili. Come lei ben ricorda, perché siamo stati suoi ospiti all'epoca, nel mese di gennaio abbiamo fatto un ciclo di conferenze sulla terza età. E quindi, esatto, e adesso non potevamo esimerci dal affrontare il tema dell'adolescenza, che è diciamo, una fascia di popolazione che in genere è estremamente esposta a rischi. Sì, già di suo. Esatto, diciamo. Particolarmente a seguito di questa pandemia che ha portato i ragazzi a un isolamento forzato, problematiche, da affrontare delle problematiche troppo gravose per le loro capacità, per cui c'è stato anche, poi la dottoressa ci parlerà più ampiamente, i ragazzi si sono un po' chiusi, si sono un po' isolati, hanno avuto delle grosse ripercussioni anche a livello psicologico, con problematiche di carattere psichiatrico. Si sono rifugiati molte volte nel mondo virtuale, quello è anche un altro grosso rischio, ecco. E quindi abbiamo ritenuto necessario occuparci di adolescenti, ed è un ciclo di 3 conferenze, l'abbiamo intitolato appunto Tra rischi e opportunità, perché i rischi sono enormi, però noi cerchiamo anche di vedere quali sono le prospettive, le possibilità di superamento di questi problemi. Abbiamo iniziato l'11 maggio, abbiamo trattato lo sviluppo cognitivo, affettivo, identitario con la professoressa Lisa De Blas, docente universitaria, l'identità di genere e le sue forme con lo psicologo Federico Sandri, sessuologo che lavora anche al Burlo, e poi dei disturbi alimentari. Che leggevo oggi sul Corriere della Sera diciamo, si parla impropriamente, perché però dice c'è quasi una nuova epidemia di disturbi alimentari, probabilmente deflagrata in seguito alla pandemia, eccetera, però sappiamo che quando si trattano questi argomenti bisogna andare oltremodo cauti, perché le ragioni possono essere veramente diversificate, veramente molteplici e fanno anche paura per certi aspetti. Poi vedo che avete trattato anche questo, è un argomento che sta molto a cuore carta di Treviso, intorno alla quale c'è, insomma, tutti pensano di averla letta e invece poi c'è disinformazione. È invece un argomento veramente sensibile questo, e di grosso, come dire, molto anche discusso. Avevamo come relatore il vostro presidente dell'Ordine dei giornalisti, Cristiano Degano, che ha parlato ampiamente di questa carta di Treviso, che cioè il diritto più che diritto è la richiesta dell'informazione da parte della popolazione, dell'utenza, e anche una necessità per il giornalista di pubblicizzare al massimo in tutti i dettagli le notizie, però anche la necessità della tutela della privacy dei minori. E quindi, ecco, nel secondo incontro invece abbiamo trattato tutte le patologie sanitarie, per cui abbiamo avuto la dottoressa Vidoni, il dottor Bracciavento che non era presente ma che ci ha mandato un filmato, e avevamo anche, che non è
come dire, non è inserita nell'opuscolo, ma Eliana Chisari, la coordinatrice di neurosviluppo e psicopatologia di Asugi, che ha parlato proprio, ha illustrato, poi ci racconterà la dottoressa Vidoni, ci ha illustrato quali sono i servizi che vengono offerti in concreto ai ragazzi in difficoltà. Vedo anche consumi e dipendenze. E consumi e dipendenze, sì, che è un fenomeno purtroppo in continuo aumento, le dipendenze da sostanze, e c'era la dottoressa Contino, e poi avevamo il pedagogista responsabile della UOT1 Area Minori del Servizio Sociale del Comune, Paolo Taverna, che ha parlato un po' del lavoro integrato che viene svolto sul territorio tra tutti i servizi sanitari e del territorio e tutti gli enti e istituzioni che si occupano di questo. Poi parleremo dell'ultimo incontro. Intanto allora, dottoressa Vidoni, è davvero, diciamo, c'è un prima e dopo l'episodio pandemico che noi dobbiamo tenere in mente quando parliamo di determinate problematiche che riguardano le nuove generazioni, oppure questo periodo si inserisce in un processo che per certi aspetti già incominciava? Esattamente così, nel senso che diciamo che la pandemia e il Covid hanno fatto da detonatore a una situazione che già era di grande fragilità, nel senso che sono ormai anni e anni che noi parliamo di emergenza dell'adolescente. In realtà è difficile pensare che un'emergenza sia così continuativa. Quello che dobbiamo pensare è forse che non abbiamo ancora individuato le risposte ottimali da dare e non abbiamo forse considerato abbastanza quella che è l'aspetto della multifattorialità che determina poi questa fragilità dell'adolescente, che non è solo una fragilità dell'adolescente, ma è una fragilità delle famiglie, una fragilità sociale. Quindi sono tantissimi gli elementi che vengono messi in campo. Dall'invecchiamento della popolazione, noi abbiamo soprattutto in Europa una popolazione sotto i 24 anni che decresce progressivamente, abbiamo una crisi delle nascite, abbiamo delle famiglie che non sono più le famiglie allargate, sono mononucleari, sono ricostituite, sono spesso famiglie che si portano dietro una grande conflittualità, abbiamo un cambiamento che riguarda le prospettive di vita di ogni singolo componente della famiglia, un investimento dei genitori sul lavoro, ma anche una difficoltà a trovare lavoro, che poi ricade molto sulla famiglia. E poi abbiamo anche il fenomeno europeo, ma anche molto italiano, di questa adolescenza infinita, di questa adolescenza prolungata, che dipende da un lato dal fatto che il ciclo di studi chiaramente è prolungato, ma anche dalla difficoltà a trovare lavoro e quindi difficoltà a creare una indipendenza economica, no? Però per rispondere alla sua domanda, ad esempio c'è un report dell'OMS che va a analizzare lo stato di salute degli adolescenti tra il 2014 e il 2018, fatto su 45 paesi, che ci dice che effettivamente la salute degli adolescenti è peggiorata, soprattutto per quanto riguarda gli adolescenti più grandi e le ragazze. E in Italia, ad esempio, che cosa ci dice? Che noi abbiamo difficoltà a mantenere degli stili di vita sani per quanto riguarda gli adolescenti, che facciamo meno attività fisica di quello che fanno negli altri paesi, insomma. Che fanno negli altri paesi, abbiamo un uso un po' problematico dei contraccettivi, un uso importante di sostanze, un uso di internet effettivamente a rischio. E se da un lato, ad esempio per il contesto scolastico, ci viene riportato dai ragazzi che sono buoni i rapporti con gli insegnanti, anche con i compagni, e infatti i fenomeni di bullismo per fortuna sono inferiori a quelli degli altri paesi, di fatto però c'è uno scarso gradimento per la scuola, e su questo noi dovremmo molto, molto investire in termini prospettivi. Volevo fare una domanda che mi è venuta in mente sulla base di un commento
ai risultati del Festival di Cannes, che apparentemente non c'entra niente, però in realtà mi ha colpito molto perché scriveva su Dagospia Marco Giusti, dice si continuano a realizzare dei film che i giovani, parlo di film italiani, che i giovani non vanno sicuramente a vedere, o per dirla ancora meglio, che non vedranno nemmeno dalle piattaforme. Estendo il concetto, quando si sta parlando in questi giorni delle nuove nomine all'interno della RAI di personaggi che lasciano, altri che arrivano, queste specie di porte girevoli e tutto quanto, parlando però di una situazione che è assolutamente destinata a scomparire da qui probabilmente a una quindicina d'anni, molto probabilmente forse anche prima. Ragionare per reti generaliste non avrà più senso. Sembra che ci siano dei ragionamenti e per certi aspetti anche degli investimenti economici e anche culturali che però non tengono presente quella che necessariamente sarà un'evoluzione della società, cioè si ragiona in alcuni ambiti, per l'amor di Dio, sui 60, 70, 80 anni addirittura. Ora io mi domando se questo a determinati livelli, di chi logicamente magari è più attento, di chi fra i più giovani analizza anche meglio di altri o più di altri quello che succede attorno a lui, se o a lei, se questo non, come posso dire, non li faccia sentire esclusi da determinati processi, dei quali si parla, voglio dire, no? Ma, spero di aver... Sì, no, certo. Allora, di sicuro l'attenzione spesso è stata poco posizionata sugli adolescenti e sui giovani e sono stati chiamati in causa proprio come emergenza, come se non fosse una parte della società che ha chiaramente la stessa dignità di attenzione di qualsiasi altra parte. Ad esempio pensiamo a Trieste, quanta attenzione posta agli anziani, ai servizi rivolti agli anziani, e quanto invece ad esempio ci sia meno attenzione rispetto ai servizi anche sociosanitari per gli adolescenti. Questo è dovuto a tantissimi fattori, da un lato, e anche qui la pandemia cioè proprio ha messo grandemente in evidenza, abbiamo dei determinanti sociali di salute che forse non sempre consideriamo nella loro portata nel condizionare la vita degli adolescenti. La vediamo in altre fasce d'età e per questo è puntata l'attenzione, meno sugli adolescenti. Però se andiamo a questi determinanti, in realtà sono potentissimi ed è strano pensare che effettivamente accada quello che lei sta dicendo. Cioè, ad esempio, noi in Italia abbiamo 1.200.000 bambini in condizioni di povertà assoluta. Questo significa avere scarsissime opportunità sociali. Significa che il bambino in povertà assoluta farà fatica ad andare alle feste di compleanno dei compagni di classe perché non potrà portare il regalo. Quindi farà difficile a competere con tutte le attività che i bambini fanno di natura sportiva, culturale, eccetera. Per cui effettivamente andrebbe completamente ripensata proprio la proposta agli adolescenti. Non abbiamo, secondo me, ancora trovato il modo per ingaggiarli fortemente e anche nei servizi sanitari, io mi occupo veramente di servizi sanitari, si fatica a costruire un know-how per rapportarsi agli adolescenti. Per andare aprire anche una questione che è comunque collegata, c'è da dire ad esempio che nell'adolescenza noi nell'età giovane adulta abbiamo il 75% di esordi di problemi di salute mentale severi.
Parliamo di psicosi, parliamo di disturbi del comportamento alimentare, parliamo di depressione. Però che cosa succede? Che gli adolescenti sono bassi utilizzatori di servizi, non vanno dai medici di medicina generale, non vanno dai servizi specialistici, perché mentre i bambini vengono accompagnati dai loro genitori, l'adolescente ha una contrattualità diversa ed è difficilissimo entrare in rapporto con i ragazzi se noi non facciamo un'offerta che sia allettante. I ragazzi hanno delle potenzialità straordinarie. Sappiamo che in adolescenza ci sono tutta una serie di modificazioni a livello cerebrale, a livello fisico, a tantissimi livelli, e questo dà loro da un lato delle potenzialità enormi nell'ambito ad esempio dell'esplorazione, della scoperta. Non dimentichiamoci che la maggior parte delle start-up sono fatte da certo, giovani. sì. Dall'altro è come se la società però si dimenticasse di queste potenzialità. Quando addirittura, e questo è un dato dove secondo me la categoria dei giornalisti ha una notevole responsabilità, quando appunto non accade che addirittura vengono presi in giro, nel senso io inorridisco di fronte al dileggio di alcuni tromboni della mia categoria che di fronte agli studenti universitari che protestano in maniera anche civile per il caro affitti a Milano, per fortuna Trieste non sembra come dire, particolarmente toccata da questo problema, però non puoi prendere in giro un ragazzo che protesta se deve pagare non so quante centinaia di euro certo. al mese per una specie di stamberga, come succede in alcune città. E anche lì mi domando poi se questo non crea non crea problemi o non crea anche una sorta di, come posso dire, disaffezione per una società che in quel preciso momento viene come dire, personificata da chi ti prende in giro. Cioè fare un titolo, per tornare ad una cosa che io dico spesso, fare un titolo dice Greta Thunberg arriva e parla del riscaldamento globale e fa freddo, significa non aver capito certo. un tubo né di che cos'è il riscaldamento globale, ma significa prendere in giro un movimento importante e però significa anche diventare, per conto me, comprensibilmente bersaglio di, come dire, di atteggiamenti anche, non dico violenti, ma certamente non positivi nei confronti di chi ha una certa età, ha vissuto la sua vita, eccetera, e invece di andare ai giardinetti rompe le balle, chiedo scusa per il francesismo, da comodo, chiuso dietro la scrivania, eccetera. Insomma. Ma questo è ancora più forte se noi consideriamo che l'età dell'adolescenza è quella dove vengono costruiti i valori, i valori etici, i principi, i credi politici, religiosi nel caso. E quindi il fatto di non vedere riconosciuti i propri valori, che poi vanno a costruire quella che è l'identità, la persona sociale, chiaramente può essere un determinante importante nel processo di esclusione, che peraltro è già fortissimo e che con la pandemia è diventato ancora maggiore, perché non dimentichiamoci che la pandemia si è trasformata per alcune categorie sociali in sindemia, cioè in pandemia secondaria, cioè chi era più in uno stato di svantaggio più ha pagato la pandemia, per cui alcune fasce di popolazione, quelle già precedentemente escluse, quelle che avevano in famiglia delle patologie croniche, hanno pagato tantissimo gli adolescenti, per cui il fatto di non vedersi riconosciuti è un problema enorme, anche perché, e qui mi collego a un altro punto molto importante che riguarda gli adolescenti e il rapporto anche con i servizi sanitari, così teniamo insieme proprio tutti i ragionamenti.
l'adolescente sviluppa la sua identità in un rapporto con il gruppo, ad esempio. C'è il senso di appartenenza, il senso di protezione, il senso di valorizzazione, i rischi anche di esclusione, perché sappiamo poi come funziona con la digitalizzazione. Però il gruppo è fondamentale. In pandemia l'adolescente non ha potuto vivere la funzione supportiva del gruppo, quindi questi ragazzi che si trovano per lottare insieme recuperano anche quell'identità gruppale che è fondamentale per svincolarsi dalla famiglia e assumere un'identità propria. Ecco, questo i servizi ad esempio lo tengono troppo poco in considerazione, perché per agganciare l'adolescente noi dobbiamo dare una risposta non solo al singolo individuo e alla famiglia naturalmente, ma una risposta collettiva come gruppo e ad esempio in ambito di Asugi da 5 anni, mi permetto di introdurlo come tema, noi abbiamo un team dedicato agli adolescenti, un servizio che si chiama Servizio per la Salute Mentale dei Giovani, e lì abbiamo capito come l'offerta condiziona la possibilità di accesso. Le risposte, infatti, c'è un centro diurno aperto 12 ore al giorno che dà risposte collettive, e allora lì sì che i ragazzi un vengono. giorno magari potremmo fare una trasmissione più che proprio volentieri su questo, perché di sì, insomma, perché bisogna. C'è l'offerta che deve essere. Io ho perso un po' perché si è rotto l'orologio dello studio, quindi tra un po' dobbiamo anche ripararlo. Ho perso un po' i tempi, se magari dalla regia mi dite quanto abbiamo ancora a disposizione. Intanto però introduciamo l'appuntamento che chiude questo ciclo, che si terrà l'8 di giugno, quindi tra una settimana, esatto, nella sala Rovis della ginnastica triestina, dalle 17:30 alle 19:30. Interverranno, posso dire chi? Sì. Ecco. Dunque interverranno la dirigente della Polizia Postale, che attualmente è la dottoressa Maria Cristina Fagone Buscimese, in quanto la dottoressa De Giorgi è stata trasferita, c'è stato un avvicendamento. Poi si parlerà di devianza giovanile tra prevenzione e rieducazione e sfide attuali della giustizia riparativa. Interverrà la dottoressa Angela Gianelli, giudice presso il Tribunale per i minorenni di Trieste. Quindi si parlerà del ruolo della scuola, dal patto educativo di corresponsabilità alla cittadinanza attiva. La dirigente Cesira Militello, dirigente del liceo Petrarca di Trieste. Ecco, sono tutti temi scottanti questi, a iniziare dal primo punto, che è quella della violenza che corre sulla rete. È un tema di assoluta emergenza. I ragazzi, sappiamo, i giovani sono immersi in questo mondo virtuale, uso di tecnologie, di mezzi, con tutti i rischi che ci sono nella rete, sia di violenza che possono fare i giovani con il cyberbullismo eccetera, ma possono essere anche invischiati in situazioni estremamente a rischio, e quindi si parlerà proprio di prevenzione. Invece la dottoressa, il giudice presso il Tribunale, si occuperà di questo fenomeno che sta esplodendo ultimamente di devianza giovanile, e noi ne sentiamo parlare attraverso la cronaca, no? Episodi di estrema violenza che sono capaci, no, di fare i giovani fino ad arrivare, insomma, anche a omicidi. E quindi la dottoressa parlerà sempre della prevenzione e introdurrà il tema della riforma Cartabia. Si parlerà anche della giustizia riparativa, che è stata introdotta a pieno titolo con la riforma Cartabia. Non dimentichiamo il ruolo importante della scuola, che è un tema centralissimo quello. La scuola, sappiamo bene che insieme alla famiglia è
diciamo l'agente principale per quanto riguarda, no, l'educazione, la formazione, lo sviluppo del ragazzo. Puntualizzeremo moltissimo la necessità del patto educativo che si deve stabilire tra scuola, famiglia, perché se sono dissonanti le due istituzioni, i ragazzi, i ragazzi sono in uno stato poi chiaramente di estrema confusione, di difficoltà, eccetera, e quindi si riparlerà ampiamente del lavoro integrato che deve essere effettuato assolutamente tra tutti gli enti, i servizi, le istituzioni che si occupano di adolescenza. Questo dunque è il programma per la prossima settimana, giovedì prossimo. Allora io ringrazio la dottoressa Anna Maddi, che è la presidente dell'Associazione in Prospettiva. Grazie. E la dottoressa Daniela Vidoni, che è direttore o direttrice adesso su ste robe della struttura complessa di neurosviluppo e psicopatologia dell'età evolutiva di Asugi, e magari ci diamo appuntamento, se crede, per parlare più approfonditamente di questo servizio. Grazie. Dopo la pubblicità cambia ospite, cambia anche il conduttore per una volta, ci sarà il presidente dell'Associazione Giuliani del Mondo, Paolo De Gavardo. Noi ringraziamo lei. Bene, bentrovati a tutti con Trieste in diretta, in particolare do il buongiorno e il buon pomeriggio e il bentrovato a Paolo De Gavardo, presidente dell'Associazione Giuliani del Mondo. Bentrovato, come sta? Benissimo. Bene. Spero che tanto lei. Ma molto bene, assolutamente. Bene. Senta, oggi noi parliamo della mostra Ierimo, Semo, Saremo, dopo vedremo anche dei contributi video che ci aiutano un po' a spiegare di più, però insomma io sportivamente la palla la passo a lei per descrivere un po' questa mostra, l'origine, il senso e gli obiettivi. Perfetto. Allora, nel 1970, finisco qua, non è che faccio tutte le storie adesso, perché uno se lo chiude il televisore. Nel 1970 è stata fondata l'Associazione Giuliani del Mondo, dai maggiori rappresentanti politici e economici della città, perché si sentiva il bisogno di avviare un discorso di collaborazione, di aiuto anche con tutti quei giuliani, istriani, dalmati, fiumani che si sono collocati in altre parti del mondo, perché evidentemente rimanesse ancora per loro un discorso di ricordo di quello che è stato la loro vita, fino a che non hanno dovuto alcuni fuggire, altri partire verso mondi nuovi che spesso erano i peggiori possibili, perché li invitavano ad andare in posti dove avrebbero trovato tante Las Vegas, invece avevano trovato tante canne da zucchero da tagliare e tanti lavori da fare pessimi, per cui hanno passato tanti anni veramente male. Alcuni sono riusciti a superare il discorso della lontananza, hanno messo su fabbriche, hanno fatto anche soldi, hanno anche in qualche modo svolto un ruolo importante nei paesi che poi sono rimasti. Ecco, dicevo che nel 1970 si è fatta questo tipo di associazione, che poi con l'avvento della regione, la regione ha deciso di far sì che l'Associazione Giuliani del Mondo, assieme a altre 5-6 associazioni friulane, fossero gli strumenti operativi per quello che è la politica che la regione voleva fare, ma non voleva farla in diretta, ma voleva farla attraverso delle persone che avevano già un qualche tipo di collegamento con questo tipo di mondo. Passati 50 anni, nel 2020 era un anno stato bellissimo, perché abbiamo avuto il Covid, quindi non abbiamo potuto fare niente. Certo. Avevamo preparato tutto per questo tipo di anniversario. Nel 2021 siamo riusciti a farla al Gobčević, però c'era l'unico periodo, era una settimana prima della Barcolana, per cui poi hanno ridotto anche quella, quindi abbiamo fatto tutto il suo lavoro per niente.
Però insomma a un certo punto ho detto ragazzi, ma insomma in qualche posto potremmo andare a mostrare Ierimo, Semo e Saremo, cosa eravamo, cosa siamo e cosa vorremmo essere nel futuro. E quindi ho detto cerchiamo a Roma, andiamo a cercare a Roma perché mi sembra che Roma sia Capodmundi e quindi adatta anche alle nostre esigenze. Centrale. E poi sono venuto a sapere che esiste un palazzo di fronte alla Camera dei Deputati del 1500-1600 che è di proprietà della Camera dei Deputati e viene dato il piano terra, che è l'ultima cena, la chiamano l'ultima cena perché c'è un grandissimo dipinto dell'ultima cena, la danno anche gratis purché si faccia un'email di richiesta al Presidente dei Deputati. Ok. E io ho fatto immediatamente la richiesta del Presidente dei Deputati, il quale è stato molto gentile, mi ha detto guarda lei in questo periodo ha a disposizione la sala. E allora è successo che siamo partiti da zero, perché noi la mostra che avevamo a suo tempo, fatta la Gobčević, abbisognava di catenelle, buchi sul muro, cose che là non si potevano assolutamente fare. Immagino che sia per un cui abbiamo palazzo dovuto vincolato, un po' rifarla con un altro tipo di sistema, trepiedi, insomma tutto nuova, e anche a modernizzarla perché intanto nei altri 2 anni che sono passati è successo qualcosa che meritava essere riportato poi nella mostra. Quindi abbiamo iniziato i lavori e siamo andati a fare questo nuovo tipo di mostra, di presentazione. Ovviamente abbiamo invitato tutto il mondo, sono venuti tutti i deputati e i senatori della regione di Trieste, gli ex, insomma non ha importanza, cose che si fanno sempre in queste circostanze. Sì. Sono venuti alcuni, la Mattioni è venuta, per esempio, è venuto la Serracchiani, è venuto ovviamente Menia, perché anche se non è stato eletto qua, ma è stato quello che in pratica ha dato il via a tutto il discorso sulle foibe, tutto quello che hanno fatto poi lo Stato. Eccetera. E poi sono venuti diversi senatori e deputati delle zone di immigrazione, quindi America del Sud, America del Nord, Australia e così via. Di fronte a tutte queste persone, e c'era ovviamente l'assessore regionale all'immigrazione, agli enti locali, e altri 2 o 3 deleghe, Roberti. Noi abbiamo fatto la mostra l'altro giorno, è stata una cosa allucinante perché sono partito alle 6:40, avrei cambiato subito e sono tornato su a mezzanotte. Un giorno pieno. Sì, un giorno pieno, non stavo poi in piedi più, ne avevo perso le parole. Comunque è andato tutto bene, perché questo tipo di mostra, come l'abbiamo fatto noi, non è una ripetizione dell'oggetto sempre uguale, perché la nostra migrazione è diversa, cioè, non credo che in nessun'altra parte d'Italia ci sia un'immigrazione come la nostra, perché si rapporta a 3 situazioni diverse. Una, la più piccola come numero, però anche importante per la sua storia, è la bisiaccheria, cioè i comuni attorno a Monfalcone, che hanno una emigrazione che parte del 1880-1890, ed era un'immigrazione fatta per superare, per poter vivere, perché avevano una miseria tremenda, e poi, siccome sono stati fortunati, hanno dovuto fare un'altra migrazione subito dopo la Prima Guerra Mondiale, quando l'Italia era sfinita, tutto rotto, non c'era niente, e quindi anche questi sono partiti. Ma in modo molto intelligente, secondo me, hanno puntato su Montevideo e l'Uruguay, tutti quanti là, e quindi sono quasi tutti proprio in Uruguay. Uruguay che è poi una nazione che non si sa perché, ma
non dico che sia la Svizzera come Italia, però è una nazione in cui si sta relativamente bene. Lei dice nel contesto del Sud America? Nel contesto del Sud America, sì. Ok. Perché le altre sono in situazioni tristi, diverse, tra l'Argentina e anche il Brasile, e poi le altre una peggio dell'altra. Panama, esatto. Bolivia, quindi certo. tutto così. E quindi hanno creato 2 città enormi e sono ancora molto, molto legati ai loro fratelli, tra virgolette, dell'area monfalconese, diciamo. Quindi no? lì c'è una forte comunità. Lì c'è una fortissima comunità. Diciamo bisiacca, insomma, Bisiacca. in termini volgari, ma insomma simpatici. Bisiacca. Certo. Quindi Monfalcone e Gorizia? Gorizia un po' meno. No, di meno, più quindi zona... Sì, Fiumicello, tutta la zona... Gradisca. Esatto, quelli sì. Questo i comuni attorno a Monfalcone. Ok. Poi l'altro gruppo è ovviamente quello triestino, Chiaro. Giuliano, che ha trovato soluzioni diverse perché evidentemente... Anche anni diversi, giusto? Anche molti anni diversi, perché evidentemente passiamo al 45, certo, 46, certo. fino al 54. Sì. E questi qua sono andati moltissimi in Australia, però molti anche negli Stati Uniti, e lì quelli che sono andati in Australia, come dicevo prima, hanno avuto una vita molto difficile. Poi c'era qualcuno bravo che si metteva nell'edilizia, come il nostro ex presidente della Triestina, ma non solo lui, anche altri, e che ha fatto una ricchezza, no? Certo. E altri però lei dice erano stati inseriti con una magari falsa promessa all'inizio in contesti ma perché di lavoro. andavano con le fotografie dei posti dove in teoria avrebbero dovuto vivere, e quando li hanno portati là c'era niente. Ma cos'erano? Ma intermediari. Che zone erano? Ma perché in Australia per esempio c'era una necessità più unica che rara di aver gente. Ok. Non è come adesso che controllano tutto e non entra uno più. Non entra uno spillo. Ecco, quella volta là invece sì, soprattutto europei, perché se no avevano le pressioni di tutto il sud-est orientale che voleva entrare. E quindi rimasero lì, insomma. E poi c'è il dramma finendo con i Giuliani, vabbè, sappiamo tutti, c'era un problema anche economico, ma soprattutto politico, che ha fatto sì che molti triestini se ne sono andati, insomma, no? È stato così? Per scelte, è stato così anche negli Stati Uniti? Oppure il contesto era diverso rispetto all'Australia? No, sono andati anche negli Stati Uniti, ma negli Stati Uniti andavano quelli che erano già laureati. Ah, ok. Infatti uno che povero è morto poco tempo fa lavorava alla NASA, cioè la gente che aveva fatto super carriere, insomma, no? Mentre quelli che sono andati in Australia non è adesso così, insomma. Okay. Poi sono andati anche in Canada molti, con l'idea delle norme, del verde, degli alberi. Non avevo calcolato che fa freddo 10 mesi all'anno, ma insomma se ne accorti il primo anno. Per quanto abituati a lavorare, non è proprio la stessa cosa. Peggio. A Toronto fa tanto vento, A Toronto fa freddo, sì. Fa anche vento. Anche vento. Cosa che quando sono stato non mi aspettavo di trovare abituato, diciamo. Però ho detto anche qui, va bene, ok, d'accordo. Sì, perché io ho un'amica che sta a 30 km da Toronto. Sì. E che appunto mi racconta che quando fa freddo, beh, sono veramente a nord. E poi il dramma degli istriani, certo, che conosciamo, quindi senza neanche entrare nel merito, istriani che hanno invaso l'Argentina, perché sono andati tantissimi in Argentina. Sono imbarcati anche tanti da Trieste proprio. Sì. E da Trieste sono anche imbarcati moltissimi ebrei, alcuni triestini, ma molti che venivano dall'est europeo, perché c'era il viaggio più veloce possibile era quello di imbarcarsi a Trieste e puntare su Israele, no? E quindi c'è stato, e poi c'erano ancora i dalmati che invece sono andati moltissimi nel Sudafrica. Ok. Dove
prima anche qua molto bravi, per cui molti sempre nell'edilizia, perché poi evidentemente tra muratori sapevano mettere le mani e anche cioè raggiungere gli obiettivi, e che però adesso stanno malissimo, perché evidentemente con la razza nera, cioè i neri cercano in tutti i modi di rendere la vita difficile ai bianchi, come facevano prima i bianchi con loro. Adesso c'è un travaso di situazioni, per cui vivono sempre quelli che hanno soldi con il poliziotto, con la pistola e via, case che sono murate con quelle, insomma, quasi come a Miami, diciamo, dove quelli che hanno soldi devono andare dentro nella loro casa e attorno c'è tutto quanto il filo spinato e via. Ma stanno tanto bene. Sì. Ma mi tolgo una curiosità, perché è stata scelta l'Argentina di preciso? Cioè c'era una falsa promessa o una promessa che non sia falsa? Ma l'Argentina succedeva sempre così, perché andava un primo gruppo avanti. Questo primo gruppo dopo un poco si adattava alla situazione. Sì. E quindi, anche perché non c'era una concorrenza con quelli che erano là in quel momento, non esisteva proprio, no? E quindi dalle viti all'allevamento del bestiame a tantissimi altri settori, questi qua evidentemente hanno portato il loro know-how, tra virgolette, in quelle zone. E in quelle zone poi c'era il passaparole. Enorme, perché quindi non valeva più niente, e quindi arrivavano tantissimi. La voce che si poteva fare. Certo, difatti in Argentina sono un paio di milioni ancora di persone, no? Che stanno lì. Ma io di tutti quelli che ho trovato, quando sono venuti a Trieste, hanno detto, come dicono sempre adesso a Tele4, io resterei qua, io compro un appartamento, no? Io non vado più via. E questi qua dicono, ma dopo 30 anni, no, sto troppo bene, chissà se la pensione che mi danno in Argentina me la danno anche qua. Ma se danno la pensione con quella situazione economica che è, non riescono neanche a stare a vivere qua. La situazione economica è spaventosa, molto difficile. È spaventosa. Anni fa l'Argentina era in default. Era già. Ma è ciclico. Sì, esatto, in quel paese. Si ripete poi. Esatto, è un paese fra l'altro che è ricchissimo, dalla Patagonia in su, è un paese che potrebbe essere uno dei più ricchi del mondo. Non riesce per un motivo o per l'altro, o perché chiede soldi all'estero che poi non riesce a pagarli, poi si indebita, oppure c'è una gestione non efficace anche della politica ma anche adesso, del paese. Hanno un governo che mi sembra che sia odiato da tutti, però quello che dovrebbe subentrare diventa come questo. Non c'è un vero ricambio. Non c'è un vero ricambio. E quindi io ho notato soprattutto in Argentina che c'è ancora molto molto forte questo come dire, sofferenza per aver lasciato le proprie terre, no? E questo nella prima e in parte della seconda gestione del personale ancora. Adesso invece la cosa sta cambiando velocemente, un po' perché ormai con lo Zoom, con una cosa e l'altra, si riesce a parlare, si vedersi tutto quello che si vuole. Secondo perché evidentemente i genitori e i nonni stanno morendo, e quindi a questi ragazzi, a questi giovani, resta soltanto un po' di memoria di quello che avevano sentito. Ovvio. E a questo punto interviene la regione, perché la regione vorrebbe che questi ragazzi, soprattutto quelli che hanno raggiunto un livello universitario e magari di specializzazione nei vari settori, fossero in qualche modo attratti e venissero anche in Italia, facendo un po' come si fa dappertutto, insomma, in Germania prendevano i siriani ingegneri. Quindi politiche, diciamo, da un lato di rientro, dall'altro di selezione. Di rientro, non è bello dire selezione. No, selezionato non si dice, ma di rientro giustificato. Ok.
E quindi tutta l'operazione che adesso tende la Regione attraverso queste associazioni, che sono il tramite logico perché hanno ancora tutta una serie di collegamenti, di riferimenti, cercano di far sì che ci sia. E noi nel nostro piccolo facciamo, perché facciamo delle stage con i ragazzi e adesso faremo alla fine dell'anno, porteremo qua 15-20 laureati, ma anche là bisogna sceglierli, perché per esempio i medici non si possono portare perché non è conosciuto il titolo di studio e quindi se porti un ingegnere elettronico va bene, ma un medico no, alla fine dica Riccardi, insomma, che spera di risolvere i suoi problemi così, Infatti, non lo risolve. Non è neanche quella una valvola di sfogo. Non è proprio guarda, spiace per lui, ma non credo. E quindi però si riduce sempre più il discorso del sole mio e cose belle e si avanza a altri tipi di ragionamenti, altri tipi di offerte, no? Come quelle, se venite potete trovare un lavoro che sia pagato come probabilmente più di quello che prendevate, che so io, in Argentina o in Brasile, e tornate a casa vostra. E quanti sono poi tornati effettivamente? Ma, minima parte? Ma sono tornati cinquantina. Ma questo perché le nuove generazioni sono ormai radicate là? Sono già radicate là, però sono radicate là, però hanno un radicamento molto relativo, perché mentre il genitore che aveva fatto fortuna e quello lì si radica là, ma là resta, sì, perché non può andare via, anche perché molte volte non può andare via a lasciare la propria ditta, la propria fabbrica, perché ha paura che poi quelli che subentrano fanno la fine del mondo. È un giovane, marito e moglie, magari con un figlio, sì, anche trovando un posto buono nell'ambito di quella che è la realtà argentina, comunque rapportato alle nostre terre lo porta, se poi soprattutto viene a vedere dove andrebbe a vivere, credo che non ci sia confronto, ecco. C'è proprio confronto. E quindi adesso questo è un po' il tipo di politica che ha cominciato a fare la Regione, e noi cerchiamo di fare quello che è possibile, insomma, no? Perché gran parte dei finanziamenti che ci danno proprio sono orientati su questo tipo di obiettivi. Quindi una politica di rientro, dice. Una politica di rientro, però ben valutata all'inizio, perché vengano chi veramente poi hanno la possibilità di trovare un lavoro, di trovare una casa e farsi la famiglia, insomma. No? La mostra in questo caso serve anche per raccontare questo spaccato di storia. È stata fatta a Roma, diceva lei, sì. Il luogo centrale, la capitale, sì. Un po' il punto di riferimento in Italia anche visto dall'estero, cioè dall'Argentina uno dice ok Roma, ma quanto ha attecchito il discorso a Roma, che io lo vedo comunque lontano dei territori dove si è fatta la storia, cioè se da un lato aveva senso farlo in queste terre, dall'altro però, come detto, Roma è centrale e quindi può essere un poco più a livello logistico più facile. Sì, no, è giusta la sua osservazione, solo che noi avevamo bisogno anche di mostrare sì, un po' cosa sono queste associazioni, cosa servono, no? Quindi alzare un po' il tiro. E poi sai, spieghi tu, più giro fai, più metti in mostra quello che fai, qualcosa rimane. Certo. Perché se no, se torniamo a Gobčević, magari nuovamente prima del giorno del Barcolana non serve a niente. Sì, ovvio, si disperde. Si disperde. Il messaggio secondo lei è passato in questo caso? Ma io credo che sia passato in modo generale, soprattutto erano interessati i vari senatori e deputati dell'estero, perché volevano capire un po' come noi cerchiamo di aiutare i nostri emigranti, mi chiedevano se c'erano dei collegamenti anche di carattere operativo col governo italiano. E siccome c'era prima il sottosegretario agli esteri nostro, che anche con un intervento filmato aveva spiegato molto bene cosa il governo cerca di fare, come intende muoversi, sia nel discorso del doppio
cittadinanza. Per esempio adesso c'è la fila dappertutto che vorrebbero prendersi la cittadinanza italiana, aggiunta a questo. E le selezioni come si fanno, quindi c'è stato un continuo dialogo con queste persone e poi anche perché evidentemente io spero che, siccome proprio la sala è quasi all'entrata della Camera dei Deputati, certo, uno ci vada soltanto per curiosità, insomma. Chiaro, no? chiaro, quindi ha anche questo suo ruolo Sì, attrattivo, certo, sì, per dove la locazione, insomma, per Esatto, dove esatto, è strutturata. esatto. Abbiamo ancora pochi minuti, io le chiedo come è strutturata la mostra a questo punto, cioè segue questi percorsi, giusto? Allora, la mostra segue questi percorsi, comincia con l'area dei Bisiacchi. Ma e cosa troviamo dentro? Cioè testimonianze? Troviamo testimonianze, troviamo ovviamente fotografie, certo. troviamo libri che sono scritti sulla troviamo lettere, un po' diari. il momento anche culturale di ogni singolo giorno. E spieghiamo anche, come si può spiegare in una mostra di quel genere, un po' come, dove sono, quando sono partiti. Per esempio questa storia degli ebrei non la sapeva nessuno, e abbiamo detto che da quell'anno a quell'anno centinaia di ebrei passarono per il... Ecco qua abbiamo alcune immagini, ecco, sì. Passarono per il nostro porto, Roberti? Sì. Beh, questa è la classica... Sì, la classica foto della ragazzina con la che è viva, no? Ah. Sì, sta... Ecco, qui c'è la suddivisione che diceva lei, no? Sì. Chi sono i giuliani nel mondo? Lo vediamo dalla mappa dell'Istria e della Venezia Giulia, e poi c'è tutta la zona della Dalmazia e compagnia. Sì, e come dopo era esatto. redistribuita, lo aveva detto lei prima, Sì. la parte più bisiacca, la parte più triestina e la parte prettamente istriana. Istriana dalmata. E dalmata. Quindi è strutturata così la mostra, sì. fondamentalmente. E questa è la sua intervista. L'ultima mia domanda che le faccio, perché poi dobbiamo chiudere: quanto Sì. tempo sarà, cioè per quanto tempo sarà visitabile la mostra? Ma la mostra sarà visitabile fin tanto che non arriverà la successiva mostra, di cui loro non sapevano esattamente quando cominciare. Calendarizzata ancora, Esatto. Perché proprio avete chiesto la concessione di questo spazio. Sì, noi abbiamo trovato questo spazio, se no non la facevamo mai più. Ovvio. Quindi siamo andati via giù. Bene, insomma penso che siamo stati completi almeno nel descrivere la storia che ha portato a questa mostra. Esatto. Poi ovviamente le attività dell'associazione Giuliani nel Mondo a Trieste. A Trieste è quella di tenere un rapporto continuo con questi nostri, abbiamo diversi circoli, una quarantina di circoli in giro per il mondo, e per esempio adesso faremo le elezioni adesso in giugno, il 19, ci colleghiamo con tutti le elezioni e facciamo il voto, con lo Zoom, in modo tale che si sentano coinvolti, certo. No? Perché sennò diventa una cosa... diventa una partita fra pochi e non avrebbe senso. Esatto, cosa che non vogliamo. De Gavardo, grazie. Di niente, grazie a voi. Grazie per averci spiegato di più, grazie, speriamo di aver coinvolto un numero maggiore di persone certo, i temi che questa terra ha toccato da vicino. Grazie a tutti anche per averci seguito e grazie al Presidente delle Associazioni Giuliani del Mondo, Paolo De Gavardo, buona serata a tutti. Anche a lei. Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste.